Dopo appena 48 ore dalla semifinale di andata di Coppa Italia giocata contro l'Atletico Partinico, il Santa Venerina torna subito in campo nell'anticipo dell'ultima giornata di campionato. Avversario il mister bianco guidato da Dario Suriano, che ha già conquistato in anticipo una tranquilla salvezza dopo aver disputato un'ottima stagione. Per il rosso giallo-blu torna in panchina il mister Calvaruso, che decide di operare un po' di turnover. Davanti a Maniscalco in difesa spazio per Grasso a destra, Zanella a sinistra con al centro Calì e Gulli vista la squalifica di Spampinato. Mediana giovane e nuova di zecca composta da Magri, Biondi e Trovato. In attacco con Sinata e Carbonaro gioca Crisiglione. Ritmi molto bassi in avvio, qui Grasso libera l'aria. Poi testa di Trovato che svetta più in alto di tutti. La palla finisce a Carbonaro di prima per Sinatra, svirgola Gennaro, ne approfitta Sinatra che si invola verso la porta. Sinatra entra in aria, prova a recuperarlo Gennaro in scivolata, contatto tra i due, per l'arbitro è solo palla. Proteste di Carbonaro e Sinatra, si prosegue. Zanella attacca a sinistra, prolunga per Sinatra e poi si sovrappone. Sinatra va all'1 contro 1. Vede ancora Zanella, lo serve. Scambiano i due, posizione regolare, Sinatra, calcia a giro! Un altro gioiello di Salvo Sinatra, segna sempre lui. 21esimo sigillo in campionato, 1-0. Il mister bianco non ci sta e prova a reagire, Bilieri. Di prima intenzione, bene per Ronzisvalle. Ronzisvalle si accentra, prova il destro, fuori bersaglio. 26esimo, Costanzo alza la testa, va al lancio in profondità per la velocità di Ronzisvalle. In aria Ronzisvalle la mette bassa al centro per Caruso che è tutto solo, sotto porta, non può sbagliare. Il mister bianco trova il pareggio. Finale del primo tempo, Bilieri punta a Grasso, vede il movimento di Trombetta, lo serve, contatto con Zanella. Anche qui l'arbitro la lascia proseguire tra le proteste del mister bianco. Mister Calvaruso effettua subito 4 cambi di inizio ripresa, fuori Magri, Trovato, Crisiglione e Calì. Al loro posto entrano Fabrizio Scapellato, Pisasale, Lopez e Mongelli. Una punizione interessante per iniziare il secondo tempo per il mister bianco. Sul punto di battuta va Iuculano direttamente in porta, un bolide imparabile per Maniscalco, il mister bianco completa la rimonta col siluro su punizione di Iuculano. Sinatra cerca Gulli, rischia qui Sinatra, gli porta via palla Trombetta che scatena il contropiede del mister bianco. Trombetta avanza, c'è al centro Caruso, decide di calciare ma spreca così una ghiotta chance. Pisasale accelera in mezzo al campo, poi scarica a sinistra su Zanella che può spingere, ha tanto spazio. Ancora Zanella per Pisasale, di nuovo Zanella, cross arretrato per Sinatra. Sinatra una finta, Mantabardo avversari, calcia col sinistro, si oppone Belgiorno. Ancora ospite nella metà campo offensiva, Sinatra sradica il pallone dei piedi di un avversario e poi alza la testa e va con l'esterno da Carbonaro. Carbonaro si presenta in aria, cerca spazio per il tiro. Carbonaro ci prova col destro, blocca in due tempi Belgiorno. Scocca l'ora di gioco, Pisasale allarga a destra per Mongelli. Torna indietro l'attaccante, di nuovo da Pisasale. Vede sulla sinistra Fabrizio Scapellato, lo cerca con un preciso cambio di gioco. Ottimo lo stop di Scapellato. Il cross per Mongelli, che non può sbagliare. Fabio Mongelli conclude un'ottima azione da destra a sinistra e firma il suo 9º gol stagionale. Ultimo cambio per il rosso giallo-blu, fuori Grasso, dentro Basile. Scapellato, lancio per Sinatra, interviene Costanzo, subentra ancora Sinatra. Vede Mongelli, scambiano i due, Sinatra all'interno dell'area, la palla finisce a Mongelli, blocca a terra Belgiorno. Prosegue la caccia al vantaggio, Scapellato la lascia a Carbonaro, aspetta il movimento dei compagni, poi ottimo assist per Sinatra che ci prova con la punta, fuori non di molto. Provano ad alzare i baricenti dei padroni di casa, testa di Corsaro che favorisce Sinatra, subito in profondità per Carbonaro, duello in velocità con Iuculano. Aspetta l'inserimento di Fabrizio Scapellato, lo serve, accelera Scapellato, Scapellato direttamente in porta, ci mette il piede Belgiorno. Minuti finali palpitanti, Scapellato accelera a sinistra, si sovrappone Zanella, Scapellato rientra sul destro, il cross sul secondo palo per lo stacco di Mongelli, sopra la traversa. Maniscalco va al rinvio lungo e profondo nella zona di Mongelli. Fa la sponda, poi Tessera indelicato, ancora Mongelli dentro per Sinatra, Sinatra davanti a Belgiorno, lo batte ma è tutto fermo per fuorigioco. Giudicata irregolare alla posizione di Sinatra al momento del tocco di Mongelli. Calcio d'angolo di Pisasale al centro nella zona di Mongelli che protesta per un possibile tocco col braccio di Toro. Andiamo a rivedere il contatto Mongelli-Toro, con Toro che sembra togliere col braccio il pallone dalla disponibilità di Mongelli. Finisce con un pareggio per 2-2 contro un buon mister bianco il campionato promozione 2025-2026 del Santa Venerina. Mister Calvaruso oggi ha dato giustamente spazio ai tanti under che bene hanno fatto in quest'annata che rimarrà nella storia del club. La stagione del rosso giallo-blu però non termina qui perché c'è ancora una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare. Ci sarà da attendere un po', probabilmente domenica 31 maggio per cercare di rimontare il KO contro il Partinico. Una rimonta che è assolutamente nelle corde di Carbonaro e compagni.